Ci sono terre che in pochissimo spazio riescono a racchiudere meravigliosi tesori, regalando a chi decide di viverle emozioni incredibili. Golee spettacolari, acque cristalline, chilometri di ciclabili e vette da scalare. Signori, benvenuti in Slovenia, benvenuti a Tolmino. In Slovenia si sa, campeggiare in libera non si può, c'è chi lo fa, ma a suo rischio e pericolo, anche perché le multe sono parecchio salate. Quindi noi ci siamo appoggiati ad un campeggio poco distante da Tolmino ed in una posizione super strategica per poter effettuare le nostre escursioni senza muovere il mezzo ed utilizzando esclusivamente le e-bike. Buongiorno tesoro mio. Buongiorno. Allora, tu mi hai detto di essere molto stretto, Sì. e lo sarò assolutamente. Vediamo. Siamo arrivati a Tolmino, siamo arrivati in campeggio, stiamo montando il nostro furgoncino che abbiamo camperizzato, ma il nostro problema qual era? Abbiamo preso il tendalino della James Baroud, con la quale ci siamo trovati veramente molto bene, Sì. vi para dal sole, ma se piove e c'è un po' di vento vi bagnate, quindi abbiamo deciso di mettere mano al portafoglio e di prendere le pareti. Esatto, infatti ci siamo resi conto che provandolo effettivamente ci serve, cioè è Sì. una roba che serviva assolutamente, e oggi sarà il primo giorno che la montiamo. Vediamo. Ci saranno tanti beep. No, abbiamo visto i tutorial, è molto semplice. Vediamo Quindi se dai, riusciamo. si parte? Sì. Via, 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 Andiamo. via, via. Devo dire che per quanto io sia imbranato nei lavori manuali, sistemare le pareti è stato estremamente semplice. Diciamo che al primo montaggio non viene tutto perfetto, ma sicuramente serve per capire dove aggiustare il tiro la volta successiva. Noi il tendalino lo abbiamo acquistato online presso il negozio Trailer Point, rivenditore ufficiale James Baroud, dove ci siamo trovati benissimo. Servizio, assistenza e spedizione a dir poco ineccepibili, quindi ve lo consigliamo. E il giretto sia, la prima tappa della nostra 3 giorni a Tolmino sono le famosissime Gole di Tolmino, estensione più meridionale del Parco Nazionale del Triglav. Si sono formate grazie all'erosione di 2 fiumi, il Tolmica e il Zadlašica, perdonate la pronuncia. Questo sito naturalistico è stato accessibile al pubblico più di 50 anni fa grazie all'associazione turistica locale. Per entrare si paga un biglietto di 8 euro a persona. Questo vi permetterà di accedere ad un percorso di 2 km che percorrerete in circa un'ora e mezza, soste escluse. Lungo il sentiero attrezzato troverete diversi punti di interesse come il Ponte del Diavolo, la Testa dell'Orso e la Grotta di Dante, che però si può visitare solo su prenotazione in certi periodi dell'anno. Vivrete una bellissima esperienza passeggiando nel mezzo di gole levigate scolpite nel corso dei millenni, dove acque cristalline dai colori verde turchese e cobalto creano giochi d'acqua in un ambiente piacevole e rilassante. Turistico, sì, turistico, Sì. però vale la pena, cioè Bello. sono quei 8 euro spesi bene, un bel giretto, scorci 8 a incredibili, testa. 8 a testa, sì, scorci incredibili, vabbè, assolutamente Ma ci sì, sta, da dai. fare. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Lasciamo quindi le gole e proseguiamo lungo il nostro itinerario per raggiungere uno dei santuari più belli d'Europa, e non lo dico io ma Bruxelles, perché ufficialmente vanta del marchio patrimonio europeo. È una chiesa consacrata ai caduti austro-ungarici che difesero il fronte isontino durante la prima guerra mondiale. Siamo a Javorka, sopra l'alveo della Tolminka. Situata in un contesto panoramico molto suggestivo, la chiesa venne costruita per volere dei soldati in ricordo dei compagni caduti al fronte. I progetti realizzati dal sottotenente viennese Remigius Jelinka vennero poi resi possibili dalla maestria del tenente austriaco ungherese Leza Jablonski. Il denaro per la costruzione fu raccimolato grazie alle offerte spontanee dei commilitoni, quali la vollero ereggere come simbolo di riconciliazione e pace. All'interno, a far da protagoniste enormi tavole di quercia che simboleggiano le pagine di un libro dei ricordi, con incisi a fuoco i nomi dei 2564 soldati austro-ungarici caduti nei campi di combattimento circostanti. Il Kozlov Rob, chiamato dalla gente locale semplicemente Grad, cioè castello. Lo si può raggiungere sia in bici che tramite un sentiero didattico che si snoda lungo il bosco che lo circonda. Da qui si può godere di una bellissima vista sul paese di Tolmino e le sue vallate circostanti, ma soprattutto siete perfettamente in linea al passaggio dei parapendisti che atterrano nel campovolo sottostante. Allora ragazzi, giusto una panoramica veloce di quanto sia utile avere un tendalino con le pareti, perché possiamo lasciare tutto il nostro casino
così com'è, senza doverlo mettere dentro il furgone. Quindi meno perdita di tempo, tutto estremamente più pratico, alla portata di mano. Adesso prendiamo le bici e partiamo. Io dico solo una cosa: slap, che in sloveno è Cascata. benissimo, il nome ve lo lasciamo qua. Adesso abbiamo lasciato le biciclette, faremo un percorso di circa una trentina di minuti per raggiungere una delle cascate più belle di Tolmino. Per raggiungere la cascata, superato il villaggio di Poliubini, potete parcheggiare qualunque sia il vostro mezzo sulla sponda sinistra del ruscello Godica. Il sentiero, breve e ben segnalato, vi farà raggiungere il bellissimo salto d'acqua in poco più di mezz'ora. Lo sbalzo di circa 40 metri regala uno spettacolo bellissimo, circondati da una vegetazione rigogliosa, e sicuramente questa è una delle tappe che non potete perdervi se venite a Tolmino. Allora, amore mio, cascata di Beri fatta, direi il sentiero estremamente bello, molto bello, molto bello, la cascata anche, e tenete conto di una cosa, che la maestosità di una cascata viene definita dalla portata dell'acqua, e quindi a seconda del periodo in cui la andrete a visitare ci potrà essere più acqua o meno acqua. In questo periodo insomma abbiamo trovato una portata media. Non è detto che magari se ci andate in agosto magari ci riempite la borraccia. Esatto, sì e no magari. Sì e no, esatto. Però sentiero assolutamente da fare. Abbiamo visto anche bambini. Sì, ok, bisogna stare magari un pelino attenti se sono bambini un po' più piccoli, però fatelo, giusto? Assolutamente sì. Prendiamo le bici e proseguiamo lungo il nostro itinerario. Via, Sì, si parte. Si parte, ciao. Ok, in sella si riparte, abbiamo appena lasciato alle nostre spalle Liubini e iniziamo a salire verso Kokana Planini Stador per raggiungere la località di Kobala, da dove si lanciano con il parapendio. Ci aspettano circa 800 metri di dislivello lungo una strada percorribile anche in macchina. Via, carichi, si parte. Strada che con le bike, nonostante la pendenza, affrontiamo facilmente. Il Monte Kobala rappresenta sicuramente uno dei punti di decollo per parapendio più belli della Slovenia e probabilmente in Europa. Con un'altezza di 1080 metri, in condizioni atmosferiche favorevoli, è possibile compiere voli anche molto lunghi, riuscendo a sorvolare le Alpi Giulie, Bove e il lago di Bocchini. Senza ombra di dubbio, questa è una delle peculiarità che rende così famosa questa zona per gli appassionati di questo sport e non solo. Ma siccome siamo anime irrequiete, decidiamo di non fermarci qui, ma lasciare giù le bici e proseguire a piedi per raggiungere il monte Kobilia Glava, quota 1475 metri. Tesoro, buona vetta. Sì, dai, è questa Buona la vetta. vetta. Lo decido io. No, la vetta è quella là. Questa qua, questa Stai qua. barando. Dai, metti una croce se vuoi. Io mi metto in croce. Per quanto la vetta siamo riusciti a conquistarla in tempi brevi, devo dire che la salita non è stata per nulla banale, data la decisa pendenza da percorrere in un così breve tratto. Se però avete ancora energia da bruciare, noi vi consigliamo assolutamente di fare questo piccolo sforzo, perché il panorama che si presenta una volta raggiunta la croce è veramente eccezionale. Adesso sì che possiamo dirlo, Buona vetta. Mi devo togliere un po' di roba. Allora, su, perché faceva un po' di venticello la signora. Venticello, ti dava una bora. Una bora, voi di Udine, veramente, non sapete cos'è la bora. Quindi abbiamo giacchettino antivento e antipioggia. Sì. Poi abbiamo la giacchetta. 1, 2. 2. Bon, questo qua è smanicato. Sì, è sempre una maglia, però. E poi? E la maglietta a maniche corte. Oh, là. Bene, ci siamo. Maglietta della salute c'è? Non c'è la maglietta della salute. Ai. Bene, la cima l'abbiamo raggiunta e ne andiamo anche orgogliosi, perché alla fine, no, erano 400 metri di dislivello e li abbiamo fatti. Non so, fatti chilometri. In pochi, molto pochi. e ci siamo riusciti bene. Poi cima veramente molto bella,
e come avete visto delle dronate, insomma, fantastica. Adesso riprendiamo le bici e scendiamo giù a valle, vero? Tutto in discesa, fortunatamente tutto in discesa. Ci equipaggiamo bene anche perché fa ancora un po' freddino, la discesa è lunga, ma domani soprattutto ci aspetta un'altra giornata bella tosta. L'altro ieri abbiamo fatto, amore correggimi se sbaglio, le gole di Tolmino, cascate, siamo andati al castello e abbiamo visto la bellissima chiesa. Ieri abbiamo raggiunto delle cime con dei panorami incredibili, quindi oggi cosa faremo? Oggi andremo a fare onore a quello che è il protagonista assoluto di questa zona, cioè il fiume Isonzo, giusto? Quindi via si parte. Soca in sloveno, Isonzo in italiano, ma comunque lo chiamate rimane uno dei fiumi più belli d'Europa. Patrimonio naturale del Parco Nazionale del Triglav, che è famoso per le sue acque color smeraldo, le vivaci rapide che lo caratterizzano e i meravigliosi scorci che vi regalano. Un serpente maestoso lungo 137 km che nasce ai piedi delle possenti Alpi Giulie. La ciclabile, oserei dire, lo corteggia per decine e decine di chilometri, addentrandosi ogni tanto in contesti rurali a dir poco spettacolari. Percorrerla è molto più che fare della sana attività fisica, è un percorso emozionante fatto di colori, profumi e sensazioni intense che sapranno soddisfare anche il turista più esigente. La vacanza, per quanto breve, ci ha permesso di esplorare una parte della Slovenia tanto vicina all'Italia e allo stesso tempo forse un po' sconosciuta. Tolmino nasconde piccoli e grandi tesori, tutti da scoprire e tutti estremamente vicini. È stata una vacanza meravigliosa, tanta bellezza, tante emozioni. Noi non smetteremo mai di ripeterlo, la Slovenia è un paese che riesce sempre a stupirci. Siamo Trekking Friuli Venezia Giulia, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Sul canale trovate escursioni, furgoncini camperizzati, mountain bike e tanto altro ancora. Grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima.